Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 16 giugno 2022. Ruanda, aggiornamento Covid-19. I viaggiatori in arrivo in Ruanda devono presentare i risultati di un test rapido che comprovi la negatività al Covid-19 eseguito 72 ore prima della partenza. I minori di 5 anni ne sono esenti. Non è tuttavia più necessario compilare il Passenger Locator Form e non sussiste più l'obbligo di sottoporsi a un test rapido all'arrivo nel paese. Per i viaggiatori in partenza da Ruanda non è più necessario presentare un test PCR o rapido con esito negativo. I partecipanti al Kionjum Commonwealth Health of Government Meeting, in programma a Kigali dal 20 al 26 giugno 2022, devono presentare i risultati di un test rapido che comprovi la negatività al Covid-19 eseguito 72 ore prima della partenza. I delegati dovranno inoltre effettuare gratuitamente un test rapido presso la CHOGM Accreditation Center, Biki Arena o presso una delle seguenti strutture alberghiere: Radisson Blu, Marriott, Park Inn, Serena o Mile Collins. Germania, in vista del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G7 che avrà luogo ad Elmau, Baviera, dal 26 al 28 giugno 2022, il Ministero federale all'interno tedesco ha annunciato il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne all'area Schengen presso i punti di ingresso terrestri, aerei e marittimi del paese. La misura è in vigore nel periodo compreso tra il 13 giugno e il 3 luglio 2022 e potrebbe incidere sui tempi di viaggio dei cittadini italiani e di stati terzi che intendano fare ingresso in Germania, soprattutto nei giorni a ridosso del vertice. Ecuador, a causa di proteste della comunità indigena, molte vie di comunicazione del paese sono chiuse, in particolare nella regione della Sierra. Disagi si registrano nelle province di Pichincha, Cotopaxi, Pastazza, Tunguaracua, Chimborazo, Hawaii, Eloro e Loya, dove molte strade sono bloccate. Si sconsiglia ai connazionali di mettersi in viaggio se non per motivi di estrema urgenza e non prima di aver verificato la percorribilità delle strade. Si consiglia di registrare il viaggio nel portale www.dovesiamonelmondo.it e in casi di urgenza di contattare l'ambasciata al numero di emergenza 0059 3999 780861. Guatemala, è in vigore dall'8 giugno 2022 lo stato di emergenza nelle municipalità rurali di Ixiguan e Tajumulco nel dipartimento occidentale di San Marcos per contrastare la recrudescenza di gravi atti di criminalità. Si raccomanda la massima prudenza e rispetto delle misure di polizia adottate dal governo, tra cui il coprifuoco nelle ore notturne. Per maggiori informazioni www.mingob.gov.gt. Si segnalano altresì frane e allagamenti a danno del sistema viario alla luce dell'accentuata vulnerabilità idrogeologica provocata dall'attuale stagione di intensa piovosità. Si raccomanda la massima prudenza e la necessaria acquisizione di informazioni preventive sulla praticabilità delle strade. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri e Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.